La nazione in musica è il titolo della lezione tenuta dal professor Redivo presso la sala consiliare del comune di Romans-di-Sonzo in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia. L'incontro, organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione RUE, è stato seguito dagli alunni delle classi terze dell'Istituto Comprensivo Locale, che raccoglie ragazzi di Romans-di-Sonzo, Mariano del Friuli, Medea e Villesse. Puntare sulle scuole, puntare sull'importanza di trasmettere, far conoscere l'importanza di questo momento storico e quindi non soltanto fare in modo che ci sia una festa istituzionale, ma cercare appunto di avere un coinvolgimento proprio con i più giovani. Perché parlare di Risorgimento scegliendo come argomento la musica? Già nel 2005 aveva invitato l'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. La storia del Risorgimento si fa e si comprende soprattutto attraverso i romanzi, attraverso l'opera lirica, attraverso quei linguaggi artistici che manifestano l'identità di un popolo. Attraverso l'ascolto e l'analisi di opere di Rossini, Verdi, Wagner e Smetana, lo storico ha mostrato ai ragazzi come la musica sia servita a diffondere i valori che stavano alla base dei movimenti rivoluzionari ottocenteschi. È un modo di affrontare le questioni che non si trova nel mondo della scuola, per cui sentono una visione, insomma, hanno così una visione piuttosto diversa del percorso storico. Le classi intervenute sono state omaggiate dall'amministrazione comunale con drappi tricolori e copie della Costituzione italiana. Il presidente di RUE, Walter D'Eliva, ha invece donato alle classi opere di interesse storico-risorgimentale, biografie dei padri della patria e opere dello storico Dennis McSmith. L'incontro realizzato a Romans-di-Sonzo rientra nel progetto La sfida dei giovani. Le scuole che volessero aderire gratuitamente ai laboratori RUE, finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, possono trovare tutte le informazioni sul sito www.sfidagiovani.it.